Buonasera, bentrovati a Effetto Friuli Giovani, una puntata questa sera per metterci letteralmente davanti allo specchio. Parleremo di quello che è il nostro primo biglietto da visita, l'aspetto fisico, la bellezza, non tanto come si fa in tante trasmissioni per darvi dei consigli utili in questo senso, ma per cercare di capire in modo più approfondito come viviamo il nostro essere proprio fisico nel mondo, dei nostri rapporti sociali, quanto questo ci possa dare delle sicurezze, delle insicurezze, possa dar luogo anche spesso a dei comportamenti patologici. Cercheremo di capirlo come sempre insieme ai ragazzi, insieme ai nostri ospiti, insieme anche al vostro contributo da casa tramite gli SMS o le telefonate, perché è un argomento veramente che riguarda tutti noi nel nostro intimo, nel nostro agire davvero quotidiano, quindi aspetto fisico ma anche modo di essere, modo di vestirsi, modo di presentarsi agli altri, arrivando anche a quelle che sono poi situazioni patologiche, l'anoressia, la bulimia, quando ci riferiamo proprio all'aspetto fisico in senso stretto. Ma la bellezza esiste, è oggettiva? Quali sono i canoni, se ci sono dei canoni di riferimento per i giovani d'oggi? Andiamo subito quindi a dare anche un aspetto proprio scientifico, il contributo più professionale che ci può arrivare dal dottor Brambullo. Grazie per essere con noi questa sera. L'oggettività esiste in questo campo o se non esiste è proprio questo che poi dà origine a delle insicurezze? No, esiste un margine di oggettività, la simmetria per esempio o l'altezza. Un volto che sia simmetrico e una persona alta tendenzialmente sono considerate belle a prescindere. E poi c'è anche un canone sociale, visto che stiamo parlando anche di disturbi dell'alimentazione, il peso per esempio nei secoli cambia in base all'apporto di cibo a disposizione di una società. Quindi c'è un canone oggettivo che tutti riconoscono ovunque e un aspetto culturale di un'epoca. Anche un aspetto relativo poi ad insicurezze non direttamente legate all'aspetto fisico, mi spiego, anoressia e bulimia vengono molto spesso collegate poi a quella che è l'immagine che ci arriva dai media, ci sono molte campagne per esempio proprio contro l'immagine della donna, ma si parla molto spesso solamente di donna per esempio nell'opinione comune per quanto riguarda queste malattie, e appunto spesso forse non si approfondisce altri disagi che possono dare origine a questi comportamenti patologici, c'è dell'altro sotto quando si arriva a questi livelli? Di sicuro, perché i disturbi dell'alimentazione sono un insieme di sintomi e possono rimandare a diverse sindromi, cioè a una struttura di personalità che può essere molto diversa. Quindi si va dai casi più semplici dove c'è un disagio relazionale che viene affrontato decidendo la dieta, e ci possono essere anche gravi disturbi mentali che trovano compensazione nella condotta alimentare regolata. Quindi è una cosa che vuole dire tutto e niente. Esiste un quadro sintomatologico, però bisogna andare a vedere il quadro di personalità sottostante. In ogni caso, se spesso si dice, insomma, bisogna guardare anche all'aspetto interiore, molti diciamo sì, la bellezza non è tutto, ma è tanto nelle dinamiche sociali, cioè come ci presentiamo, quanto incide su noi e su come ci percepiscono gli altri. Beh, onestamente è forse il primo impatto, la prima presentazione, non si può dire che non conta. È l'aspetto che istintivamente rimanda alla salute, alla presenza fisica, alla capacità di fare fronte alle difficoltà, quindi è oggettivamente importante. Martina Floreani, lo chiedo a te perché la bellezza è una tua dote, è una dote che incide sulla tua vita professionale, sei modella, conduci anche, ti abbiamo vista proprio su Telefriuli ieri sera, quindi l'aspetto fisico è un tuo biglietto da visita importante. Ti ha mai messo in difficoltà? Sinceramente sarei ipocrita a dire di no, cioè di dire di sì che mi ha messo in difficoltà. In realtà mi ha messo più in difficoltà nei rapporti sociali con le persone, diciamo, che magari non fanno parte di questo mondo e che non conoscono certe tipologie di dinamiche, certi tipi di tempistiche, lavori, eccetera, eccetera. Però sicuramente l'aspetto esteriore è sicuramente una buona base per il mondo di cui faccio parte, insomma, è fondamentale in alcuni casi per i canoni che ci sono stati attribuiti. Per appunto lavorare in questo settore, anche se come in tutte le cose ci sono delle eccezioni. Mi viene in mente per esempio Luciana Littizzetto, che è un personaggio televisivo
di fama quasi mondiale secondo me, e che non ha, diciamo, non eccelle per bellezza, ma ha saputo farsi strada, diciamo, con altre capacità e, diciamo, qualità. Quanto ha inciso sul tuo percorso di scoperta anche delle tue aspirazioni? Perché ovviamente per fare la modella bisogna essere belle. Scoprire di essere belle ti porta a fare, già qui non ti vedo d'accordo, insomma ti vedo scuotere la testa. Ma ci sono modelle che in realtà non sono belle, ma vengono prese per determinati ruoli, per determinate campagne pubblicitarie in cui non è richiesto essere belle, ma è semplicemente richiesto essere personaggio, è richiesto essere diverso, comunque distinguersi dalla massa. Quindi non sono d'accordo. In ogni caso, comunque, per quello che faccio ci sono dei canoni entro cui bisogna rientrare se si vuole fare questo mestiere, insomma, ecco. Ci sono dei canoni anche per divertirsi, per stare nel gruppo, lo chiedo a Igor Pezzi che i giovani li vede insomma nel suo lavoro, quando lavori come animatore in diversi locali, ma insomma li conosci bene interagendo con loro anche nelle trasmissioni che fai, radiofoniche, televisive, eccetera. Certo. Intanto una buonasera. Beh, dopo dipende sempre che lavoro vai a fare, no? Cito l'esempio che ha detto poc'anzi Martina per quanto riguarda la Letizzetto, è una showgirl, è una comica, è una conduttrice, quindi magari certi canoni non vengono richiesti, bensì se fai la modella vengono richiesti, come anche il modello. Ma io lavoro nel campo del divertimento, sono un animatore e quello che io vedo, guardo è il sorriso, non è tanto la bellezza. È ovvio che siamo in una società nella quale viene richiesta... Però in generale quello che vedi, cioè, noti che ci sia una maggiore facilità a entrare a far parte di, per esempio, un gruppo o ad essere uno dei, magari tutti ci teniamo insomma a essere un po' guardati, soprattutto nelle situazioni così sociali, certo, nelle quali tu insomma lavori, si è facilitati dall'aspetto o solo dal comportamento, dall'atteggiamento, dal sorriso, come dici tu? Sicuramente un buon biglietto da visita secondo me è il sorriso. Sicuramente uno che è un po' più bello o comunque rientra in certi canoni che la società vuole, ovviamente si aprono certe porte, non soltanto nel mondo della moda ma anche nel mondo del lavoro tradizionale, insomma, no? Un commesso che anche lavora in una qualsiasi azienda di alimentari, meglio che sia bello che brutto, insomma, no? Questo è ovvio. Purtroppo questo è quello che vuole la società. Vedo tanti ragazzi, anche nelle ragazze, che tendono un po' ad uniformarsi in un gruppo, a vestirsi tutti uguali, a seguire le mode, quindi a essere fortemente influenzati da quelli che sono i mass media. Questo purtroppo gioca un po' a sfavore per quanto riguarda, secondo me, la personalità e anche la padronanza, no? Uno magari non rientra nei canoni della bellezza, diciamo, tradizionali, magari alto, slanciato e gli occhi chiari. Alto, biondo, occhi azzurri, no, dice lui, no? Questo non vuol dire niente, no, non volevo fare questo riferimento, anzi, deve avere la consapevolezza di essere una persona unica nel suo caso, di affrontare la vita comunque. Però tu sei arrivato a questo punto, ma ti è successo in passato comunque anche a te di decidere insomma per un certo modo di vestirti, anche per entrare insomma in certe strade professionali? No, potrei dire ti sei uniformato anche tu? Ho avuto qualche influenza, sì, però ho sempre cercato di andare avanti per la mia strada e non mi ha mai interessato. Questo però a volte, quindi magari per fare un esempio pratico, uscivo di casa, non mi vestivo bene, no? Magari ero vestito comunque sempre insomma con una giacca, con una camicia, però non ero vestito alla moda. Questo a volte mi portava a essere un po' tagliato fuori o visto con un occhio diverso. Quindi sono sempre andato un po' controcorrente. A volte ho detto vabbè dai, per entrare, devo entrare in questa porta, devo mettere la giacca nera, vabbè, mettiamo la giacca nera, andiamo, perché poi bisogna anche trovare i compromessi. Però quello che io dico sempre, bisogna sempre avere una personalità e andare avanti, senza paura. Costruirsi questa personalità lo si fa anche nell'ambito della scuola, il professor Babbo li vede quotidianamente, i ragazzi sono uniformati anche per come li vede proprio nel modo di porsi e di vestirsi proprio anche nello stesso ambiente scolastico, che dovrebbe essere semplicemente diciamo funzionale?
Ma devo dire di essere molto fortunato, ho degli allievi che all'interno di alcuni compromessi, come dicevamo, ma riescono però a cercare se stessi. Io quando inizio la mia lezione spesso le chiamo meravigliose creature per aiutarli intanto a restituire a loro il fatto che sono comunque una meraviglia, non hanno bisogno di copiare, non hanno bisogno di essere qualcun altro. Ecco, è un po' la volta che arrivano a scoprire ciò che li rende unici, originali. Alcuni di noi hanno la fortuna di essere belli, tutti noi però abbiamo la fortuna doppia che è essere originali. Ecco, quindi questo. La scelta della felpa rossa questa sera per dare un tocco di originalità, Nino Moro, visto che si parla di aspetto fisico, è qualcosa di voluto o è casuale? Scherzo, buonasera intanto. Sei abilissima a sviare il problema. Comunque tu hai detto che è importante il biglietto di visita e io per questo mi sono laureato in lettere. Lettere voglio dire, perché i biglietti di visita insomma non so se sono importantissimi. E credo comunque, per mia esperienza, che conta molto nella vita quello che si desidera essere, che si vuole essere, che si è in definitiva. E certo, in questo Conta anche quando lo scopri però, perché magari in questa età forse non lo sai ancora del tutto. Sì, in questa età loro soprattutto, noi di meno, perché insomma io avrei pensato tutto nella mia vita. Sì, magari anche di andare a Telefriuli a parlare, ma andare a Telefriuli per 2 sere di seguito alla settimana per apparire in video mi pare esagerato, insomma, eppure mi è toccata questa sorte. Non so se è l'inferno dantesco anticipato e il contrappasso. E comunque, voglio dire, sono un po', diremmo, non tanto facilitati in quest'epoca perché si deve per forza apparire da qualche parte. Ma non lo so se sono proprio sfortunati, perché è così, ma si può essere, e non credo che tutti loro siano delle grandi meraviglie, no? Ma quando sono qui e parlano col cuore, trasmettono e il loro messaggio arriva. Non è quando sorridono e fanno le belle statuine, molto spesso succede a quelle cattivelle laggiù in fondo, che arriva il messaggio. Arrivano quando si mettono in discussione, quando sono quello che sono. D'accordo, però non scandalizziamoci, non facciamo gli ipocriti, anche magari quando, mi riferisco per esempio a annunci di lavoro che si possono leggere, per esempio richiesta bella presenza, in tanti magari gridano allo scandalo, non dovrebbe assolutamente essere quella no. richiesta. Ma non sono del tutto d'accordo perché, lo dicevamo prima, insomma, per certi ruoli, se io vado in un negozio, certo, sono attratta comunque anche da quella che può essere l'immagine che mi viene data dalla commessa, dal commesso, dalla bella presenza. E vuol dire che si vendono cose tarocche. Vuol dire che si vedono cose rocche. Vediamo cosa ne pensano qua i ragazzi prima della pubblicità. Buonasera. Buonasera a tutti. Siccome l'aspetto fisico non è importante, questa sera Dora ha cambiato pettinatura. No, allora, è vero che la bellezza non conta, però cioè, adesso diciamo la verità, se a me passa un figo lì lo guardo e dico è figo, cioè inutile dirlo. Poi guarderò l'aspetto interiore e guarderò se è bravo o meno, carattere e altro. Quello avviene dopo. Adesso la nostra società, come diceva lui prima, è vero, chiede tanto aspetto fisico, perché comunque quando si va spesso nei volantini dicono cercasi con aspetto. Ma è sbagliato bello. Secondo te? È sbagliato sì, secondo me, perché comunque cioè, abbiamo, come dico sempre, abbiamo un cervello e utilizziamolo, cioè siamo belle dentro più che altro, maschi e femmine. E in questo caso, però penso che la cosa più bella di una persona sia l'anima, che è quella che rimane, perché, posso dire una cosa? Cioè, non so se posso dirla in diretta. Dipende, dimmela durante la pubblicità così ci pensiamo. Ok, dopo la dico. A tra poco. Oh mio Dio. Paura.
Eccoci qua, ben trovati. Prima che Aurora formuli con una metafora, diciamo, il suo pensiero, con una perifrasi, adesso ci pensiamo con quale formula retorica esprimerci, volevo chiedere al dottor Brambullo, l'abbiamo ripetuto già in soli 12 minuti, 1000 volte, in questa società, ma è davvero solo in questa società o siamo degli ipocriti a dirlo? Cioè, è una società malata o sono cose assolutamente normali? Allora, ogni società valorizza la bellezza, questo è indiscutibile, cioè, addirittura partiamo dalla Grecia antica dove bello e buono sono equivalenti, insomma. Poi probabilmente in un momento di anomia, cioè mancanza di regole, come questa società, mancanza di indirizzi, quelle poche cose sicure vengono ancora di più magnificate, amplificate. Quindi credo che sia un universale di tutte le società, qui semplicemente un pochino più messo in evidenza, credo che sia questo. Diciamo che in altre epoche poteva convivere con altri valori importanti o con altre componenti importanti, in questo caso invece emerge di più come nel suo aspetto più superficiale, diciamo, questo può essere il negativo. Sì, poi c'è naturalmente le persone che valgono comunque, emergono, e ovviamente la bellezza è il primo impatto, ma comunque dopo tutti noi parliamo con delle persone, dopo le lasciamo lì magari per quanto belle siano perché non ci convincono e andiamo da altre persone, quindi questo credo che sia ovvio alla portata di tutti, è che chissà perché insistiamo tantissimo sulla bellezza, ma di fatto nella realtà poi vediamo che le persone, belle o brutte, se hanno qualche cosa da dare, se hanno costruito qualche cosa, non solo integrate ma anche portanti addirittura. Aurora, ci hai pensato? Sì. Per me in certi lavori, diciamo, è importante la bellezza di una persona. Dicevamo prima, al bar capita spesso che quando andiamo vediamo una bella barista o un bel barista, ovviamente ci si ferma lì. Però penso che la vera bellezza, cioè, è difficile trovarla, perché la vera bellezza è quando una persona si accetta per quello che è, cioè sa quanto vale, sa i suoi difetti. Sta bene con se stessa. Quando si vede allo specchio si guarda e dice, beh, ma io so i miei difetti, allora li faccio diventare un punto di forza. Quella, secondo me, è la vera bellezza. Tu sei riuscita a farlo? Cioè, sì. Pensi di aver già compiuto questo percorso? Sì, ma non mi sento... È stato difficile? Nel senso, non mi sento bella, però mi accetto per quella che sono, cioè va bene così. O altro, nel senso, semmai anche con amici, ma comunque anche nei rapporti sociali, dico, cioè, cerco di comunicare la mia bellezza, sempre se ce l'ho, con altri mezzi e non con il mio aspetto fisico. Ancora sentiamo altre opinioni? Sì, per me la bellezza non è... Cioè, è importante. Ecco, scusami, c'era che troviamo il microfono in studio, poi da casa penso tutto a posto, vai. Okay. È importante nella nostra società, però non è da confondere con la persona di per sé, cioè non con quello che è veramente, con la sua personalità. Ma nelle dinamiche vostre quotidiane, diciamo, quanto conta? Conta abbastanza. Ti ha mai messo in difficoltà? Cioè, ci hai mai pensato? È stato mai un cruccio per te, per esempio? Sì. Per esempio? Per esempio, lavoro in un ristorante, molto spesso ricevo commenti che non mi sembrano adeguati. Non sempre sono piacevoli? No. Quindi anche in senso negativo. Volevo sentire qualche ragazzo, perché poi si parla spesso delle donne, ma i ragazzi hanno lo stesso tipo di insicurezze che possono essere specifiche del mondo femminile? Beh, senz'altro sì. Abbiamo anche noi le nostre insicurezze, come penso sia normale, siamo comunque anche noi esseri umani, non solo voi donne. Bene. E comunque un aspetto che forse non abbiamo visto nel dettaglio è che il primo approccio con una persona al 90% è fisico. Quindi io dico, che bella ragazza, magari la conosco. Una brutta ragazza magari non ci vai subito, diciamo. È una cosa importante questa che dici, perché appunto prima dicevamo le persone prima o poi vengono fuori, ma chissà magari quante persone non conosciamo, perché già questo primo screening ci porta a scartarle. Esatto, è proprio questo intendevo dire.
E dicevi le insicurezze dei ragazzi, ne parlate? Cioè sono curiosa di questo, perché magari fra uomini avete più un riservo, fra ragazzi ci si confida, penso, di più un pochino le cose, No, fra di almeno voi? io personalmente con i miei amici non parliamo di questo, però più non so, di calcio, di PlayStation, di quelle cose lì. A livello di bellezza di maschi, almeno io personalmente non ne parlo. Però di bellezza femminile sicuramente parlate, e prima ci confrontavamo prima della trasmissione sull'oggettività o meno della bellezza Sì, in quanto tale. bellezza di ragazze si parla tra maschi e noto anche con i miei amici che comunque tutti abbiamo i nostri gusti diversi. Vedo ad esempio a me piace un certo tipo di ragazza, a un altro mio amico piace un altro tipo di ragazza, sia esteticamente che come atteggiamenti e carattere. Quindi non esiste neanche, diciamo, in alcune, prima si citava con il dottor Brambullo per esempio la simmetria, ci sono delle basi che devono essere, oddio. per esempio fra grasso e magro, perché parliamo comunque anche di quello questa sera. A me personalmente è via di mezzo, cioè, né troppo magro né troppo grasso, troppo magro fa impressione, troppo grasso poi è oggettivo. E per me, almeno per me la via di mezzo è quella. Poi comunque alla fine non c'entra grasso, magro, la faccia in un certo modo, gli occhi di un certo colore. Basta che la persona che ha quelle caratteristiche stia bene con se stessa, come abbiamo detto prima. Se quella ragazza ha quelle caratteristiche e sta bene con se stessa, riesce ad aprirsi anche esternamente e quindi riesce a far vedere tutte le belle qualità che ha. E noi maschi riusciamo ad essere attirati dalle belle qualità. Se una ragazza dice sono brutta, magari E nell'impatto di un misolo, nanosecondo tu riesci a percepire tutto questo? quello no, ovviamente la ragazza si deve conoscere come personalità. Quindi all'inizio insomma arriva l'occhio, il capello, la faccia e quant'altro. E comunque, ecco, come diciamo. ripeto, quelli sono gusti personali che possono variare. A me piace una persona, a un mio amico piace un'altra persona. Ad esempio, vedo concorsi di bellezza, magari anche in TV come Miss Italia, quei concorsi lì. Tante volte non sono d'accordo con i giudici, perché a me piace magari un altro tipo di ragazza, però non essendo esperto in materia non seguo i determinati canoni. Tu segui però uno stile per esempio di abbigliamento? No. No, non ti riconosci? No. Noti che sia una cosa diffusa? Comunque oramai le ragazze più o meno sono tutte vestite uguali, quindi non ho... Le ragazze sono tutte vestite uguali. Ma se vediamo tutti i maschi con sto taglio di capelli, sempre con sta cresta e qua rasati a zero, cioè poi siamo nei don. È vero però che adesso leggings, leopardati, militari, è vero, ce le vediamo tutte stampate, uscite, non so, dalla stessa casa mi pare, però cioè, hanno anche stancato un po'. Cioè, secondo me... Però questa sera vi vedo tutti vestiti, diciamo, abbastanza casual, o comunque non mi sembra abbiate uno stile di riferimento e comunque siamo in una situazione in cui apparire è importante, quindi vorrei sentire anche un po' cosa ne pensano anche gli altri. Mentre volevo tornare a Martina, perché abbiamo appunto... Parliamo della bellezza, un aiuto sicuramente però può essere, non parlo del tuo lavoro in questo caso, prima ti ho chiesto se ti ha mai messo in difficoltà, di sentirti invece qualche strada aperta e anche ti volevo chiedere che cosa comporta mantenere questa bellezza per te, cioè se è mai stato un problema. No, non è mai stato un problema e sono sincera. Sono d'accordo molto con quello che ha detto il ragazzo poco fa, cioè che in ogni caso, al di là dell'aspetto fisico, è importante come una persona si sente e allo stesso tempo migliora anche il modo di relazionarsi con l'altro, quindi col prossimo. Se io non sto bene perché non mi sento, non mi piaccio, ma non perché effettivamente, oggettivamente sono brutto, ma perché ci sono messaggi esterni tipo media o cose del genere che canonizzano la bellezza e allo stesso tempo mi relaziono in modo sbagliato con l'altro e posso creare diciamo, dentro di me dei disagi che poi sfociano in cose anche più gravi quali le malattie. Per quanto riguarda invece il mio aspetto, cioè la vita privata insomma, devo essere sincera, ho avuto più problemi con l'aspetto femminile, con le donne, che con gli uomini nel relazionarmi, però non... Quindi gelosie? Sì, devo essere sincera,
però insomma allo stesso tempo contestualizzo ogni cosa, ogni avvenimento che magari mi succede e fine, insomma, cioè è successo, basta. Cioè alla fine io, come ogni cosa, come ogni persona può risultare bella, non bella, soggettivamente, l'importante secondo me è quando si incontrano altre persone lasciare un impatto positivo, un ricordo positivo che vada al di là, insomma, che quella persona mi ricordi non solo per quello che sono esteriormente, ma anche per, come diceva lui, il sorriso, cose del genere. È tutto giusto quello che dite, però le insicurezze ci sono, cioè non possiamo negarlo, quindi mi sembra un po' strano vedervi tutti così sicuri che comunque viene fuori l'interiorità, che comunque prima o poi una persona arriva, vero? Condivido, le insicurezze ci sono a 40 anni, posso immaginare che ci debbano essere a 15-20 anni. Le insicurezze ci sono, è proprio un percorso quello che facciamo, quello di cominciare a conoscerci, cominciare a portare avanti i passi, azzardare, spesso all'inizio andiamo per modelli, cominciamo a assomigliare a qualcuno perché ci sembra che montare su quel tipo di treno possa essere vincente, poi un po' alla volta magari si comincia a capire che è meglio forse essere veri, dicevamo prima, citavamo i nostri antichi greci e con la filosofia, Aristotele era convinto e Platone, forse una delle poche cose dove entrambi condividevano, ecco, che la bellezza era verità. Solo se sei vero puoi risultare bello, peraltro ho presente, forse alla metà si comincia anche a cambiare canoni, io vedo dei volti bellissimi di persone che oggettivamente se guardi ogni tratto non sono per nulla belli, ma hanno una storia. Madre Teresa di Calcutta non si può certo ammirare per la sua bellezza, eppure io la trovo proprio una donna bella, una donna riuscita, perché i tratti, la faccia che deriva da fare, guarda caso. Ma la trovo bella perché la conosce, perché ne sa la storia, Chiaro, la vedesse chiaro. solo come un'immagine Però, tolta dal suo contesto. E questo, qual è il problema forse oggi, ma io penso che era anche nell'antichità, il fatto che noi guardiamo e non ascoltiamo. Se noi guardiamo, per guardare basta qualche secondo, per ascoltare c'è bisogno di tempo. Noi siamo così di fretta che non riusciamo a fermarci a ascoltare una storia, ascoltare un volto, ascoltare un corpo. Noi guardiamo perché è molto più veloce. Prego. Volevo intervenire sul fatto dell'insicurezza. Ad esempio io personalmente sull'aspetto esteriore, fisico quindi, diciamo non mi piaccio più di tanto, nel senso sì mi piaccio perché so che sono così, penso di essere una bella... accetti, diciamo. Mi accetto, però ad esempio per quanto riguarda anche alla domanda di prima, se noi ragazzi discutiamo tra di noi sui fisici di altri maschi, ogni tanto si va a parlare principalmente ad esempio dei muscoli, a molti maschi piacerebbe avere, come me ad esempio, un po' di più muscoli in evidenza. E quindi principalmente noi maschi abbiamo questa insicurezza fisica sui muscoli. Vi volevi mostrare, esatto, insomma, più mascolini, esattamente. questo può essere il vostro canone in sostanza. Esatto, quello che almeno parlando con i miei amici è venuto fuori. Questo è interessante, lo sviluppiamo dopo la pubblicità, tra pochissimo. Ben ritrovati, Arianna, diamo la parola a te. Sì, beh, restando un attimo sul tema bellezza, insicurezza e quelle robe là. Che è il tema di questa sera, sì. Per quanto riguarda me stessa, io non sono la persona più sicura del proprio fisico, anzi, cioè cerco sempre di vestirmi un po' secondo l'umore, ma anche cercando di nascondere i difetti del mio fisico. Che un po' possono farlo anche tutti. Sì, sì, almeno. Cerco di apparire un po' meglio di quello che sono fisicamente. Vabbè che faccio zapping estremo, ma... Vabbè che fai? Zapping estremo sul divano, però... Ok. 20 calorie ogni 2 ore. Sì, infatti. No, si parlava della bellezza. Io vedo persone che accentuano molto la loro bellezza e, fra virgolette, se la tirano, passatemi il termine, non molto scientifico, che però alla fine stanno con persone di un livello, fra virgolette, con un canone di bellezza sì, più basso, per dirlo in modo carino. E non ti sei data, insomma, la bella che sta col brutto, il brutto, sì, il bello che sta con quella più brutta. Sì, magari quello un po' sfigatello che sta con la tipa stratirata e dici, ma perché?
Allora, o sono insicuri della loro bellezza e hanno bisogno di un continuo, fra virgolette... Nel confronto Sì, guadagnano, insomma, esatto, cioè avendo in sicurezza. parte una persona più brutta secondo loro di loro, hanno comunque un continuo appagamento. Sì, una conferma, insomma. Sì, cioè, ma non mi sembra molto utile, o se no sono veramente persone molto appariscenti che però guardano la persona per quello che è dentro. Ma al mondo d'oggi mi sembra un po' difficile la Quindi propenderesti per la prima, insomma, non credi che siano delle persone poi che possono vedere l'anima dell'altro, ma piuttosto troppo. cercano un confronto? Beh, chiediamo subito anche il punto di vista dello psicologo, allora può essere effettivamente, perché è un caso che si riscontra poi, Molto magari lo spesso. riscontriamo rosicando certe volte, ammettiamo la verità, però sì. Ma possiamo vederla in due modi. Primo, sì, la bellezza è importantissima nei primi 2 secondi. Dopo emerge la struttura della persona, emerge il modo di porsi. Questo anche è una cosa da dire, da tenere in considerazione. Sì, se vogliamo parlare dei primi 2 secondi parliamo di bellezza, se no, se parliamo del complesso delle cose esistono tante cose. Poi chiaramente, secondo me una persona resta in costruzione di se stessa per tutta la vita, ma soprattutto quando uno è ragazzo. Poi venendo al punto specifico, possiamo vedere questa cosa in 2 modi. Primo, una persona non sarà bellissima, ma la sua struttura, il suo valore, le sue capacità e l'altra persona le vede. Secondo, potrebbe esserci un aspetto più patologico, nel senso della persona bella che non si rende conto della sua bellezza, questo è vero. E infatti a questo volevo arrivare, nel senso, lei comunque si occupa molto di questi problemi. Ci sono proprio persone belle che lei vede oggettivamente, insomma, sono forse anche la maggioranza quelle che possono essere poi soggette a questo tipo di problemi. Cioè, a volte possiamo dire incredibile che questa persona possa essere arrivata a, per esempio, all'anoressia quando già aveva un fisico perfetto. Quanto spesso accade? Accade molto spesso, perché bisogna prendere in considerazione il fatto che ciò che noi vediamo rarissimamente è oggettivo. Noi abbiamo questa convinzione di vedere la realtà, noi la realtà sostanzialmente non la vediamo, vediamo prevalentemente quello in cui crediamo. Quindi vedendo quello in cui crediamo diventiamo impermeabili ai dati di realtà, ci perdiamo, quindi esiste la persona bella che si vede brutta o la persona estremamente magra che si vede sovrappeso e così via. Sì, insomma. contano le percezioni, insomma, che possono Decisamente. essere distorte, anzi forse Decisamente. nella maggior parte dei casi, insomma, lo sono, ma incidono più le dinamiche di gruppo, perché ce la prendiamo molto spesso con i media, con l'immagine che danno. Quanto incide invece quelle che sono le dinamiche relazionali quotidiane sulla nostra percezione? Cioè facciamo un confronto più con i VIP o con la nostra compagna di banco bellissima, per esempio? Beh, in generale, anche nella normalità continuamente, con chi ci sta vicino. Poi se siamo particolarmente fragili cominciamo a confrontarci con modelli ideali con cui non abbiamo nessun contatto, allora entrano in gioco la televisione e altri media basati sull'immagine. Forse molto spesso tutto nasce anche da una battuta magari innocente tra ragazzi, insomma vorrei capire anche se vi è successo effettivamente anche quotidianamente, insomma, di trovare magari difficoltà in questo senso. Chi ha il microfono in questo momento che l'ho perso? Prego. Sì, volevo dire, a me non è che tocca tanto. Io sì, avrò un carattere o una persona... Non ti tocca, scusa, la problematica, Sì. cioè non la vivi? Non la vivo, anche perché a me non interessa del parere degli altri. Io vivo la mia vita perché sono io che decido di viverla così. Se io voglio vestirmi in un modo, ben venga, mi vesto in questo modo. Sono io che voglio vivere e prendere la decisione. Quindi anche nell'aspetto fisico, del modo di vestirti, in qualsiasi Sì. cosa. Proprio è una caratteristica della quale non ti curi fondamentalmente. Sei sempre stato così o c'è stato un percorso che ti ha portato a questo? No, sono sempre stato così. Proprio non ho mai pensato io devo essere così, io devo essere così perché gli altri mi vogliono così. Io ho sempre voluto, come non so se conoscete il gabbiano Jonathan. Ecco, lui vedeva gli altri che volavano soltanto perché dovevano volare.
Lui invece lui volava e cercava un modo diverso per volare, per distinguersi dagli altri. Vi invidio, devo essere sincera, perché non sono ancora arrivata a questo livello di consapevolezza o di menefreghismo, diciamo, sull'aspetto fisico. Ma capita pochissime volte, almeno io, le mie amiche o i miei amici, cioè, noi siamo insicuri da far paura, non so io, perché adesso, a me capita spesso che quando tipo dobbiamo uscire, no? Ci dobbiamo vestire e tipo una dice no, sono bruttissima, ti prego, mi fa dei fianchi così. Un'altra dice Dio, sono un armadio. E comincia l'altra che esatto. E però poi vado a scuola, vedo sta tipa che proprio non mi piace, cioè mi può far schifo, e vedo questa qua che mi passa lì come per dire tu sei 0, io sono 1000, e dico ma accidenti a te, beata a te che hai tutta sta convinzione, ma ti sei vista allo specchio? No, perché non perché mi sento migliore, ma perché veramente ci sono certe persone, scusa, adesso dove vuoi arrivare, perdonami, perché ci sono certe persone che, come diceva lui, io non mi sono mai curato non riesco a dell'opinione. fregarmene completamente. Sì, è impossibile, almeno io penso che soprattutto nella nostra età, i giudizi, adesso anche nei fatti di attualità, vediamo che il bullismo è attualità al giorno d'oggi. Noi conviviamo con le battute dei ragazzi o delle ragazze e io sinceramente in prima persona non le ho vissute, però io le vedo a scuola mia o tra i miei amici che dicono ma come ti sei conciato o come ti sei conciata, e anche persone che ci stanno male, o la ragazza ci sta male e ci convive. Poi se vediamo in TV, vediamo la Belen perfetta e tante ragazze prendono come canone o come punto di riferimento di bellezza la Belen, ed è scoppiata la guerra e la moda delle farfalline, infatti, dei tatuaggi eccetera, e si fa fatica in questa società al giorno d'oggi, convinti, non convinti, c'è tanta gente che però segue una strada unica. Sbagliata secondo me. Io volevo chiedere al mio vicino di banco, che questa sera è stato particolarmente stoico, anche perché ha qualche problema, ha un infortunio diciamo alla mandibola, ma nonostante tutto è qua, e ti interrogo perché mi ricordo di qualche puntata fa, quando si parlava appunto di amore, di ragazze eccetera, te ne sei uscito con questa metafora della gelateria. Insomma, io se voglio cambiare, no, non sono scherzosa in questo caso, però non ridete, se io voglio cambiare gusto scelgo quello che mi va a seconda del mio gusto. Come si lega tutto questo alla bellezza, cioè soprattutto guardandola negli altri, cioè il gelato come lo scegli fondamentalmente? Questo vorrei sapere. Beh, allora, come si diceva un po' prima, nel senso che abbiamo tanto parlato di anima, non anima, sì, per l'amor di Dio, però insomma se si cammina in centro non è che guardo tanto l'anima, forse, nel senso siccome che... sei stato molto diretto, volevo sentire te per togliere un po' di ipocrisia, diciamo, mi servivi in questo senso. Nel senso che, per l'amor di Dio, dopo ognuno ha i propri gusti, nel senso che ci sono le varie preferenze, però insomma non è che guardo proprio, ripeto, l'anima, uno può guardare una cosa, uno può dire guardare l'altra, quindi uno può avere le proprie preferenze, anche perché uno, insomma, inizialmente una persona non si conosce, cioè è difficile. Qualcosa ti deve colpire, insomma, esatto. Questo è chiaro, l'abbiamo detto. E quindi è ovvio che c'è una persona, diciamo, che anche che non reputo proprio questa bellezza. Ma si va oltre secondo te? Cioè soprattutto quando diciamo prima in questa società si guarda troppo alla bellezza, perché questo è un dato di fatto, l'abbiamo assodato, io ti vedo, in quel momento posso avere per 2-3 secondi, 4-5 finché non ti parlo, quel tipo di percezione, ma poi si fa di più poi, cioè si va, stiamo amplificando troppo la bellezza o è l'aspetto fisico o è giusto così? Giusto o sbagliato, lì dipende nel lavoro, Anche lì ovviamente dipende, cioè, dalla barista della discoteca, non è che interessi se sia, se sia intelligente, basta che insomma, abbia determinate doti, che insomma si sa benissimo cosa sia. Però insomma, è ovvio che se una persona invece deve essere un po' più, cioè, un ruolo un po' più istituzionale, forse la bellezza viene meno, cioè non è il punto fondamentale.
Chissà se ne siamo convinti. Moro, ma a forza di ripetere meravigliose creature, forse questi ragazzi sono davvero cresciuti bene, ma mi fa piacere questo, però noto che insomma sembra quasi un mondo scevro da queste insicurezze, come potevamo aspettarcelo. È un quadro falso quello che sta emergendo? No, non credo sia falso, è che bisogna cominciare a parlare di sé e quindi è un po' difficile cominciare insomma a dirsi, a dire quali sono le proprie. È meglio parlare di altri e del concetto di bellezza. Però sento che stanno venendo fuori alcune cose e che loro sono troppo pietosi nei confronti dei loro compagni, insomma, e potrebbero essere un pochettino più impietosi, perché loro vengono qui, hanno la disponibilità a parlare, a mettersi in discussione. Gli altri che se ne stanno a casa, insomma, è una percentuale bassina, perché loro rappresentano l'80% secondo me. E c'è un 20% che soprattutto si fa trascinare dalle mode, dalla superficialità. L'80% è... Insomma, rispecchiano un quadro abbastanza reale, sì, diciamo questo così. sì, però l'80% ha un forte potere. Ha un forte potere nel sottolineare, nel fare male. Si parlava di bullismo, nel fare male, nel sottolineare le fragilità, insomma. Sì, questo d'accordo. Ecco. Questo sicuramente, sì. Parlando di insicurezza, secondo me è derivata tutta da questa ossessione di piacere, di dover piacere per forza a tutti, e quindi non cerchiamo veramente quello che ci interessa, ma puntiamo solo a estremizzare questa cosa. Sentiamo ancora un intervento? Invece secondo me le persone molto spesso, anche se non è ciò che le persone pensano in generale, noi cerchiamo di piacere, almeno parlo per me, io cerco di piacere a me stessa, non incarnando un modello come ad esempio Belen. Io non cerco le taglie perfette o la 42, i vestiti all'ultimo grido o cose del genere, ma semplicemente una questione personale che mi faccia star bene con me stessa. Non mi interessa se quello che le persone pensano di me, ma semplicemente questo. Troppo spesso si pensa che i ragazzi per forza devono seguire una moda, per forza devono essere tutti uguali. Forse le persone che cercano di essere appunto tutti uguali tra di loro è perché sono insicuri alla fine. Allora Igor, tu che sei più diciamo siamo sulla stessa età più o meno, hai il mio stesso stupore questa sera, cioè il quadro che vedi emergere, visto che appunto anche prima della trasmissione parlavamo un po' di questo uniformarsi, di questo voler a tutti i costi piacere, questi ragazzi ti stupiscono in positivo? Intanto pensavo che la percentuale fosse ben diversa. No? Il professore dice esatto, 80-20, forse non dico il contrario, ma un 60-40, ecco. Poi magari abbiamo punti di vista diversi. Condivido quello che ha detto la ragazza adesso e dovremmo essere tutti un po' così. Io se posso dire, se posso permettermi di dare anche un consiglio o di provare ogni tanto, quando vogliamo uscire di casa, provare veramente a piacere a noi stessi e andare un po' a sfidare questo bullismo o questi commenti che arrivano dalla società ma in realtà dalle altre persone, e provare anche a capire le critiche che arrivano e provare a lavorarci sopra, perché magari potrebbero anche migliorare, potrebbero anche aiutare a migliorare un'insicurezza che di base c'è, perché poi la vita si evolve fino a 40-50 anni, dopo arriveranno altre insicurezze, come diceva il professore prima. Quindi questa è una cosa che io ho fatto. Sì. Ho sempre cercato di andare un po' controtendenza, come dicevo all'inizio trasmissione, dove potevo chiaramente. Mi vestivo come mi piacevo e poi sentivo anche le critiche. Non è sempre bello, bisogna avere un momentino anche, bisognerebbe anche un po' sfidare un po' questa paura, mettersi no? alla prova, proprio anche caratterialmente, insicurezza. E poi bisogna sicuramente, credo tutti qua mi diano ragione, imparare a convivere
con le insicurezze, per vincerle e anche perché nella vita ce ne saranno sempre. Mi piacerebbe che questo chiacchiericcio poi si trasformasse in qualche intervento, sentiamo. Ma non so, io arrivo e vado un po' contro tutti, perché secondo me è assolutamente assurdo dire che finalmente, cioè, i primi 2 secondi sono l'aspetto fisico e poi ci si concentra sul carattere. Vabbè, tutti si concentrano sul carattere, ma dai, ammettiamolo che una persona bella è una persona bella, cioè l'aspetto fisico è l'aspetto fisico, insomma. ma non esiste in cielo e in terra una persona che guarda soltanto la bellezza di se stessi, ma cioè, se me lo dite veramente vi dico mi state prendendo in giro. Voglio vedere una ragazza che pensa soltanto alla bellezza come, non so, bellezza in sé, come era nella storia, nella moda, scusi, nell'arte per esempio. Beh, quella è bellezza di arte, ma qualsiasi ragazza penso guardi al suo fisico, guardi al come si atteggiano, non so, dico le blogger, le modelle o le ragazze più in mostra della scuola, ma penso che sia alla fine anche normale. E si menzionava prima, beh, a parte l'80%, il 20% professore mi dispiace, ma insomma 20% che segue la moda, darei il 90% che segue la moda e 10% che cerca di fare l'alternativo andando contro la moda, quindi seguendo diventando la moda a sua volta. Cioè, esatto. Secondo me stiamo facendo dei discorsi, non lo so, mi sembra tanto che invece la bellezza, almeno come la vedo io, deve essere uno strumento che va utilizzato se c'è e va utilizzato se non c'è. Vedere Lady Gaga utilizza la sua non bellezza per fare spettacolo. La Littizzetto, se fosse bella con lo stesso carattere, probabilmente non avrebbe lo stesso successo, ma come dire, una persona bella con un altro carattere ha successo perché è bella. Uno deve essere furbo, guardarsi allo specchio e non è piacersi a se stessi, è guardare e dire aspetta, che cosa abbiamo in mano? Questo, vabbè, allora lavoriamo su questo. Poi il carattere è chiaro, tutti cioè sono d'accordo, uno può sviluppare il proprio carattere, è importante lavorare su se stessi. Io per prima la cosa su cui faccio leva di solito è il carattere più che la bellezza, però ammetto che insomma beh, ci si veste tutti alla mattina. Ci si veste tutti in un certo modo. Quando vado a scuola in tuta non posso fare, cioè lo so che sono a scuola in tuta o senza trucco o in un determinato modo, lo so e ci penso e dico che non mi interessa. E comunque lancio un messaggio però, in ogni caso, siamo onesti, in qualche modo. Insomma. Io direi che dobbiamo fermarci solo un attimo per la pubblicità perché siamo in ritardissimo e poi rispondiamo. A tra poco. Allora, finalmente, visto che grazie alla Presidentessa un po' abbiamo tirato fuori un po' di verità, anche ma vediamo se è tale perché ci sono scaldati gli animi, aggiungo anch'io perché prima quando stava parlando Igor pensavo ad una cosa, visto che è un po' il tuo mondo, il mondo del divertimento eccetera, vedi delle persone, ma ti faccio solo un esempio che mi viene in mente, esci, moda, foto, cioè in qualsiasi locale vai devi fare 50.000 foto. Ora, o escono solo i belli, oppure quando ci si rivede il giorno dopo penso che ci sia una moria di, non so, lamentele, come si può dire, una processione di lamentele e di quant'altro, perché cioè, insomma, questo apparire conta e come, soprattutto nel tuo mondo. Sì, purtroppo sì, io dico sempre purtroppo, perché ovviamente è fatta sparire altre cose. Siamo un mondo anche nel quale ci piace essere un po' al centro dell'attenzione, specialmente chi frequenta discoteche. Intanto tengo a precisare che non frequento solo discoteche, no, anzi in minima parte proprio. Però mi veniva in mente questa certo. cosa. E quindi il fatto di farsi la foto per essere protagonista e magari l'indomani rivedersi su qualche social network, questo ti porta già a premeditare la cosa, secondo me. Infatti, già quando parti da casa esatto. Devi truccare bene, no? O pettinarti bene perché sai che andrai a farti fare delle foto e poi gli altri ovviamente vanno a commentare. Quindi c'è sempre un po' questa paura anche del commento, no? che ti arriva. Ma sì, basta vedere, insomma, adesso parlando proprio di cose banali, sempre, perché sono cose banali, ma hai pubblicato quella foto, non dovevi, magari parliamo tanto qua di teorie di anima, però lo facciamo quotidianamente, penso che chiunque l'abbia fatto, sì, ho capito che dipende dalla foto, ma se davvero ce ne fregasse non faremmo questa cosa. C'era qualche... Eccoci. Sì, no, io volevo fare un commento riguardo al modo di vestire che parlavamo prima. E volevo dire che mi è successa una cosa un po' di tempo fa, praticamente stavo aspettando la corriera e la corriera arriva, io salgo, però non avevo il biglietto
E allora ho chiesto all'autista se potevo arrivare in stazione e comprarlo lì e poi timbrarlo. Sì. L'autista mi ha guardato dalla testa ai piedi e mi fa, un po' titubante, va bene, perché io in quel giorno ero vestita con una maglia che era 3 taglie più grande di quella che porto io, avevo uno skateboard in mano, avevo un cappellino in testa e una catena al collo. Ok? Dunque io, arrivo in stazione, scendo e l'autista mi fa, mi raccomando, ti aspetto. Però me l'ha detto con un tono come per dire ciao. Non gli hai comunicato sicuramente fiducia, dici? Esattamente, io sono entrato, ho preso il biglietto, sono tornata e l'ho timbrato. Lui mi guarda e mi fa, magari che tutti quelli come te facessero così. Io lo guardo e dico, tutti quelli come te, ho pensato, ma mi guardo, ma come te cosa? Ti ha risposto? Non gliel'hai chiesto, l'hai solo pensato? No, l'ho pensato. In pensato. quel momento mi sono sentita strana, perché io in me non vedevo niente di strano. Ok, va bene, è strano magari vedere una persona che cammina per strada con uno skateboard, una catena. No. Però non che questo potesse comunicare, secondo te, poca affidabilità. Esattamente, diciamo. perché comunque, non mi conosci, però non sai come sono, queste cose qua. Quindi il fatto che mi abbia vista magari un po' vestita così le ha fatto subito pensare che io non fossi una persona affidabile o non lo so cosa ha pensato. E quindi questa cosa mi ha fatto pensare, no? A come l'abbigliamento. Ti sei più vestita così poi? Io mi vesto così, continuo a vestirmi così senza problemi. Sì. Però insomma hai capito quanto poi si lanciano dei messaggi volontari o involontari con il modo di vestirsi. Esatto. Qua sotto c'era un intervento in prenotazione. No, prima stavamo dicendo che siamo tutti bravi a dire che l'aspetto non conta e che è importante soltanto l'anima di una persona. Ma io sinceramente quando vedo un ragazzo bello dico alle mie amiche, Usti, un bel ragazzo. Però a conoscerlo, se non c'è sostanza, io giro l'angolo e me ne vado. Cioè non è per fare le brave persone, le persone con un cuore grande, ma alla fine se incontro un ragazzo e questo non mi dà nulla, oltre alla bellezza. Stiamo confondendo anche però un po' le cose, perché quando parliamo di bellezza usiamo un termine ampio, ma parliamo di aspetto fisico, cioè può piacermi una persona che alla maggior parte delle persone non piace, ma comunque io anche nell'aspetto fisico vedo qualcosa che mi piace, quindi auspico che nel tempo comunque questo venga mantenuto, al di là dell'anima, non so se mi sono spiegata. Sì. Cioè avrai comunque un tuo bello, ideale o comunque una cosa che ti piace fisicamente al di là dell'anima e speri insomma anche che questo ragazzo magari non bellissimo però faccia qualcosa per piacerti. Sì, ma che abbia comunque una via di mezzo, resto sempre lì, cioè voglio dire non ragazzo, si deve estremizzare. Certo, c'è il mio canone di bellezza, ciò che un ragazzo secondo me deve rispecchiare per essere il mio tipo ideale, però rimango sempre lì, se non ha nulla, se è un contenitore vuoto, a me non interessa. Aurora? Chi c'era? A inizio anno mi è successo che a scuola a settembre, appena ritornati, un nuovo arrivato, questo qua è un calciatore, a scuola, bellissimo, mamma mia, a vederlo, appena mi si è messo a parlare ho detto, oh mio Dio, era meglio se non parlavi, ti prego, assurdità, cioè... Mi è scaduto sul colpo perché allora va bene bello, va bene anche bellissima, stupenda, è vero come ha detto Alessandra che insomma noi ragazzi, soprattutto nella mia età, puntiamo tanto sull'aspetto fisico, questo è verità, cioè assoluta, basta vedere come dicevo prima il taglio dei capelli tutti uguali, i pantaloni militari, le marche delle scarpe sempre uguali e non ce n'è uno che dice no, senti io vado di testa mia quindi mi compro le scarpe, quelle che non vanno più di moda. Raramente capita. È vero anche che magari noi guardiamo anche l'aspetto fisico perché ovviamente se uno non mi colpisce neanche l'aspetto fisico non lo vado a conoscere oltre. Sì, ok, questo però è anche difficile, l'abbiamo detto. è anche difficile almeno io per me dico di insicurezze ne ho veramente tante, però col tempo, forse anche per l'età, non lo so, o per le mie esperienze personali, ho imparato cioè anche con la forza, come dicevo prima, i miei amici mi prendevano in giro per un mio difetto corporeo e quando hanno visto che anche io mi prendevo in giro da sola sopra, hanno smesso. Sì, hanno smesso subito, invece alle altre ragazze a scuola glielo fanno proprio pesare, loro ci rimangono male e dicono ma perché? E se tu continui a vederlo come un tuo problema, a non farlo come un punto di forza, lì diventa un tuo problema, il tuo incubo, loro sbagliano per carità.
Però insomma, hanno devi offerto sapere- proprio si sono offerti alla critica. Ma intanto, al di là del campo delle relazioni fra ragazzo e ragazza, secondo me l'aspetto estetico è molto importante, perché bisogna suscitare una buona impressione nei confronti della persona con cui si è di fronte. Per esempio, quando si va a un colloquio di lavoro è importante suscitare una buona impressione nei confronti del datore, perché altrimenti alla presentazione l'aspetto fisico è la prima cosa Certo. che il datore di lavoro può andare a vedere, quindi è indubbiamente fondamentale Questo alla aspetto. base. Secondo me lo Se, stiamo sottovalutando. se sapessi di essere rifiutato, per esempio, in un posto di lavoro per il tuo aspetto fisico, perché magari non è conforme a quelle che sono le caratteristiche che vengono richieste, non parlo di bello o brutto, la penseresti perché come una cosa giusta o sbagliata? Dipende dal lavoro. Penso che me ne farei una ragione anche se ci rimarrei male. Babbo, che riflessioni sta... Ma stavo pensando, io insegno in questa scuola dove gran parte di questi ragazzi frequentano da 23 anni, quindi ho visto grandi cambiamenti in loro, ma in me, anche in me. Ecco, è vero che la parte estetica dice moltissimo. Quando io sono arrivato lì 23enne, il mio modo di insegnare mi sembrava lo stesso, ma loro catturavano altre cose. Oggi in me vedono un papà, forse qualcosa anche peggio di un papà, ecco, prima invece vedevano ciò che dicevo era credibile in modo diverso. Era un 23enne, un 25enne uscito dall'università che parlava, benissimo, era affascinante ciò che diceva e poteva essere quasi trasgressivo per loro. Oggi posso dire le stesse cose, non sono più trasgressive, Hanno un altro significato, sono rassicuranti, insomma, perché sono un padre. Collegate insomma all'aspetto esteriore. La forma è sicuramente dice molto, non v'è dubbio. Io volevo tornare un attimino a quello che ha detto Aurora prima, cioè che appunto il fatto che la bellezza ci rende insicuri, ci fa entrare in crisi in certi casi, ci fa pensare appunto che se non siamo belli rischiamo di non essere accettati nella comunità, rischiamo di avere dei problemi e di non riuscire a integrarci adeguatamente. Il fatto stesso di dire che ci crea insicurezze vuol dire, è sinonimo di dire che la bellezza è importante, che è quasi indispensabile in certi ambiti. È la società che ci fa passare da noi. Appunto, sì, quello che penso anch'io, che sia la società che ci obbliga in un certo senso a dover essere belli in certi casi, in certi ambienti. Io personalmente ritengo che una persona debba essere in grado di riconoscere i propri limiti e di saper trarre delle soddisfazioni personali, se non dalla bellezza, se non dagli ambiti in cui la bellezza è importante, dagli ambiti in cui le nostre capacità ci spingono a agire, a eccellere. Andiamo in pubblicità così recuperiamo un po' di sforamento di prima e ci troviamo per l'ultima parte. Eccoci qua, ben trovati, ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Volevo ringraziare chi ha scritto questo messaggio che dice: contro l'anoressia, fate vedere Francesca, che anche se ciccetta, vabbè, grazie per il ciccetta, perfetto. Era arrivato un messaggio, adesso a parte gli scherzi, per il professor Moro, diceva complimenti per la trasmissione e per le opinioni espresse dal professor Moro, che condivido in gran parte. Noi giovani oggi siamo molto spaesati dalla mancanza di riferimenti, ma anche animati da molte passioni. Questo era un messaggio appunto che c'era arrivato in questo senso. Grasso, magro è un argomento che abbiamo quasi tolto, ma volevo tornarci perché colpisce soprattutto questo disagio che fasce d'età, cioè l'impressione che abbiamo tratto insomma di questi ragazzi abbastanza sicuri di se stessi. Beh, questa sera, questo non lo o che direi. si accettano, è Questo falso. non lo direi. Cioè, io direi che questo è un modo come un altro per proteggersi dalle proprie insicurezze. Cioè, tutto questo insistere su è così, è così, è così, e non riuscire a valutare obiettivamente i vari aspetti del discorso, secondo me parla di tanta insicurezza, che è certamente giusta. Cioè, alla loro età avrei detto grosso modo le stesse cose, però teniamo presente che c'è tutto un lavoro da fare su di sé, su questo aspetto. Poi per quanto riguarda la domanda specifica, gli esordi
per l'anoressia sono addirittura verso i 13 anni e per la bulimia c'è un picco bimodale sui 14-17, quindi comunque diciamo così in adolescenza, cioè nel momento in cui una persona si trova messa di fronte alle trasformazioni del corpo al passaggio dall'infanzia all'età adulta. Avevo una curiosità perché ci sono appunto tante campagne contro l'anoressia, c'è questo tentativo di lanciare la nuova moda, diciamo, invece che le skinny, le curvy, come vengono dette, o comunque le donne formose. Secondo lei funziona? Cioè il fatto di proporre comunque o di calare questo nuovo modello quasi dall'alto può essere controproducente? E volevo chiederlo anche un po' ai ragazzi e alle ragazze se credono che insomma, questo possa essere un approccio positivo per lanciare un nuovo modello di donna, non più necessariamente taglia 40. Ma io credo che siccome negli Stati Uniti si mangiano hamburger perché la gente non ha soldi, bisogna passare a un livello di bellezza basato sul sovrappeso, che però è estremamente dannoso per la salute. Quindi sul calato dall'alto sono completamente d'accordo. Se qualcuno in buona fede ci vuole vedere un diciamo così, tentativo di riabilitazione di persone che non ne avrebbero bisogno, bene, mettiamoci anche questo, però credo che purtroppo sia una questione economica e alimentare. Quindi non sono campagne serie, diciamo. No, proprio tenderei a escluderlo. Come la pensi su questo, Martina? Sono d'accordo con quanto ha detto il professore, perché comunque alla fine dietro a tutte queste campagne pubblicitarie, dietro tutte queste tipologie di presentazione del corpo della donna e dell'uomo c'è sempre il profitto, c'è sempre la voglia, il guadagno, la voglia da parte dell'impresa di guadagnare, di mettere la personalità e la salute e le esigenze della persona da parte pur diciamo, di guadagnare. E è vero che adesso stanno diciamo, prendendo sempre più piede questi modelli taglia 44, 46, viene in mente Bar Raffaeli per esempio, che di per sé secondo me rappresentano la novità, quindi magari fra 20 anni saranno la nuova tendenza, però comunque vanno a influire su quello che è un messaggio mediatico che isola l'individuo e lo fa diventare massa. Quindi cioè, è dici, sempre comunque parliamo qualcosa... sempre di taglia, anche se sì, l'aumentiamo esatto. andiamo sempre comunque a mettere l'individuo dentro una categoria esatto. fisica in ogni caso. Sempre appunto per raggiungere quello che è il profitto. Ed è una cosa secondo me un po' squallida, però effettivamente è così. Se non c'è guadagno... Raffaeli, scusa, 40... 44, 46. Sono sconvolta, non credevo. No, volevo dire no, è una stupidaggine, ma mi incuriosiva perché anzi la vedevo per parlare delle percezioni e dispercezioni, no, di sé. No, volevo solo chiedere, cioè, dire una cosa un po' forse stupida, ma fino a 100 anni fa, senza andare tanto lontano, la donna formosa era considerata bella, tuttora nelle società africane una donna formosa è una donna da sposare, è una donna che, fra virgolette, permette la procreazione. Quindi non capisco perché noi in Occidente abbiamo questo mito della donna scheletrica, della donna efebica, minuta, cioè è quasi un'estremizzazione. Ma poi è così vero o è solo qualcosa che riguarda... No, cioè l'immagine che deve passare è che sei magra e quindi va bene. Se magari hai qualche chilo di troppo, allora ti iniziano già i complessi perché dici non sono così, non raggiungo quel canone. Quindi insomma si guardano è come i modelli di riferimento VIP e non si guarda magari quello che dicono i ragazzi che possono dire preferisco la via di mezzo piuttosto che la donna ossuta, esatto. Guardate più a quello. Sentiamo da casa, pronto? Pronto? Sono Pieri da Ferneglons. Volevo ricollegarmi all'ultima parola che ha detto la signorina riguardo alla donna. Sì, sono d'accordo, anche perché è colpa del capitalismo secondo me. L'altro giorno andavo con bicicletta in centro e ho notato che non ci si parla più, non ci si guarda più. Non so, è un po' strano, saranno i tempi. Possiamo articolare un po' meglio il concetto, Pieri, se non è un fake? Sì, yes.
È morto. Volevo quindi sentire come sarebbe, non so, cosa dicono questi ragazzi. Vabbè, abbiamo cercato di sentirlo più o meno per tutta la puntata, siamo quasi in chiusura, quindi la prossima volta magari collegati dalle 9. Grazie per la chiamata. Ricerco talenti, chiamatemi, valutazione, assunzione, agenzia talenti, ci scrivono addirittura, quindi aggiungendo la bellezza nel talento di ognuno di noi, l'arte nel gestire la nostra espressività, questo dice Antonio, quindi insomma... Se si sparasse un pochino... Come? Ah no, bene, va bene. Cosa dice? Non era un intervento costruttivo. No, capita a fagiolo, diciamo, ma si vede che ha colto effettivamente comunque del talento fra questi ragazzi, non lo so. Avevi concluso, scusami, prima della telefonata? Perfetto. In conclusione, allora, volevo parlare un attimo con Igor, perché abbiamo trattato anche questo grasso, magro, eccetera, guardare ai VIP. Secondo te si guarda più appunto al contatto fra coetanei o a quelli che sono dei modelli? E ci sono dei modelli anche poi nei gruppi di riferimento, per esempio, non so, nella stessa città di Udine, ci possono essere dei modelli anche comuni, diciamo, da imitare, secondo te? Sì. Dei VIP nostrani? Sì, accade. Io credo, volevo dirti un'altra cosa, mi collego a quello che mi hai chiesto, che i mass media comunque hanno una grossa responsabilità, secondo me. Quindi il fatto di calare dall'alto, non tanto per calarlo, ma quanto per cercare di dare un insegnamento, lo si dovrebbe fare. Perché per forza dobbiamo far sfilare delle modelle che hanno una taglia 40? Facciamo sfilare delle donne, delle modelle che hanno una taglia 46 o anche di più. Sono attraenti anche loro. Ma non credi che sia giusto quello che diceva prima, cioè che comunque sarebbe dare un'indicazione, quindi togliere la libertà di essere come si vuole, cioè in ogni caso lanci una moda, voglia o no, lanci comunque un canone di riferimento. Se parliamo nel campo della moda, sì, però facciamo, per esempio, andiamo nel campo dello spettacolo, facciamo ballare le veline di Striscia la Notizia con 4 taglie in più. Sono attraenti uguali, io ritengo che una donna con 4 taglie in più. Adesso magari è un po' sparato, ecco. Ma volevo dire con una taglia in più. Sono comunque attraenti e la stessa cosa vale anche per i ragazzi, per gli uomini. Rimane il fatto che ci si lascia un po' influenzare dalle mode alla fine, perché se tu mi chiedi c'è qualche canone, c'è qualche VIP nostrano al quale i ragazzi un po' si ispirano? Sì, accade, succede. Perché? Perché comunque ci si lascia influenzare. Ma insomma non si dovrebbe farlo secondo te a priori, questo insomma no, secondo me è un po' l'ideale, speriamo che insomma riusciamo a farlo un po' tutti. Dovrebbero anche iniziare un po' difficile, dalla famiglia, un pochettino a cercare di dar un insegnamento al proprio figlio e fargli capire, non lasciarlo troppo davanti alla TV, non lasciarlo troppo davanti a Facebook, quindi cercare un po' di dare una certa dottrina. Chi c'era che prima parlava di questo fatto social network? Perché effettivamente poi sono la dimostrazione principale che prima di tutto comunichiamo con una fotografia. Sì, io avevo pensato, parliamo tanto magari di contatto con la persona, conoscere com'è caratterialmente, però tutti o comunque la gran parte, la stramaggioranza di noi ragazzi abbiamo Facebook. Facebook alla fine c'è un'immagine, quindi io persona vado a visitare una ragazza, vedo l'immagine, non posso vedere com'è realmente, come si comporta, com'è caratterialmente, e questo secondo me è un grosso problema che ha la nostra società in questo momento. Al di là di media eccetera o di modelli che ci propongano. Per me i social network, quando si parla di ragazzi e ragazze, lasciano il tempo che trovano. Non dimmi che sono da abolire perché sennò stasera ne dite no, una. No, assolutamente no, ma... non vi credo più, poi stasera. Secondo me una persona bisogna vederla dal vivo per giudicare. La foto non... Già qui quando guardo le ragazze dal vivo, il monitor, non dà la stessa immagine di una ragazza, lo stesso... Sì, risulta diversamente. Il risultato è diverso.
Questo sicuro, grazie. Di anche che è peggio, così, così ci aiuti. Allora, siamo in chiusura, ci diamo appuntamento fra una settimana, sempre con Effetto Friuli Giovani, ringraziandovi per averci seguito, ringrazio Martina Floreani, ringrazio Igor Pezzi, ringrazio il dottor Luca Brambullo, grazie mille, grazie ovviamente al professor Babbo e al professor Moro. Tra 7 giorni ci rivediamo, più belli che mai.